Rieccoci, Primos inter pares, appuntamento del mercoledì. Stavo sorridendo perché stavo parlando con i miei graditi ospiti questa sera, che ho saltato le pubblicità, ne ho fatti tutti i colori. Vabbè, speriamo di riprenderla nell'ultima parte della trasmissione. Saluto collegata da Trieste Elisabetta Maregio Lotte, che è una psicoterapeuta, e poi andrò a chiedere come vivono in questo momento proprio sotto questo profilo gli abitanti di questi posti. Allora, ero tornata, le chiedo gentilmente voglia di essere sintetico alla domanda, perché la faccio a tutti. Allora, questa guerra che è ormai discussa in tutto il mondo e da tutte le parti politiche del mondo, dall'America alla Russia, chi per interesse, chi per aiutare, chi per vari motivi, secondo lei sarà di aiuto perché questa guerra venga risolta? Lei prima della pubblicità ha detto di no. Me la motivi sinteticamente, gentilmente, grazie. Certo, lei prima ha chiesto al rappresentante palestinese come fanno a tirare 4.000 missili e a costruire questi tunnel d'attacco che costano $500.000 a pezzo e che quindi fanno centinaia di chilometri. La risposta è gli aiuti internazionali. Hamas vive e prospera e organizza le sue armi, eccetera, usando gli aiuti internazionali. Quindi non va bene. E quindi gli aiuti internazionali non servono ad aiutare la popolazione, ma servono ad aiutare Gaza ad armarsi. Dopodiché è stato chiaro. Secondo lei, Miani, questo parlarne da tutto il mondo e parlare di tutto il mondo è di aiuto o non è di aiuto perché finisca questa guerra? Io penso che in particolare il coinvolgimento degli Stati arabi sia di aiuto perché il Qatar, ad esempio, no, ma anche gli Stati arabi in generale danno un grosso contributo a Gaza e ai palestinesi, no? Quindi hanno la possibilità di convincerli a mettersi. Quindi secondo lei è di aiuto? Scusa, professor Pace, secondo lei? Beh, non possiamo illuderci, l'effetto positivo potrebbe essere una ennesima tregua, perché questo è un ciclo che si è visto dal 2001 a oggi, quindi una tregua. Dopodiché ci sono due nodi: A, le elezioni politiche in Palestina. Chi le vincerà? È probabile che Hamas faccia anche politica con le armi per drenare consenso nei suoi confronti, per cui se aumenta il consenso verso Hamas non vedo molto realistico. Molta luce in fondo al tunnel. Paolo Bevignura, sinteticamente su questa mia domanda. La domanda che avevo fatto a tutti, non era stato attento, vero? No. No, la domanda era se questo parlarne, tutte le parti, tutti i paesi più importanti del mondo parlano di questa guerra e cercano di farla smettere, un aiuto oppure no? Io che tutti i paesi del mondo siano interessati a far smettere questa guerra ne dubito, perché se si voleva risolvere la questione palestinese, la questione della situazione, diciamo, del Medio Oriente, di cui la questione palestinese è una parte, forse quella più rilevante, forse questa soluzione in qualche misura si sarebbe trovata. Gli interessi geopolitici e strategici in quell'area Quindi, non è di no, ma non è per il fatto che se ne parli che si risolve. Guardi, ci sono in questo momento in atto complicazioni che riguardano la questione, diciamo così, geopolitica a livello internazionale, e la cosa mi pare che si stia un pochino complicando. Non so se in questo parlarne tanto favorisca. Faccia bene. Penso che siano Salim, è stato chiaro, Salim, secondo lei? Allora, per quanto riguarda... Chiedo anche lei di essere sintetico, davvero. Sì, guarda, vorrei breve. Gli Stati Uniti di America, con atteggiamento partitico, pendente verso le pretese israeliane, hanno reso tutto possibile. Quindi hanno dato comunque un cosa vuol dire tutto chiaro... possibile? Che termini oppure no la guerra? No, ovviamente in termini tutto possibile sta che anche termini. Certamente in termini di ovviamente un favore ovviamente allo Stato di Israele. Quindi la guerra continua. Secondo lei, Viterbo, secondo lei?
Viterbo da Gerusalemme, l'interessamento del mondo, delle parti degli stati più importanti sotto un profilo economico può essere di aiuto perché termini questa guerra, oppure, come hanno detto gli ospiti, qui anche no? Io spero proprio di sì. Quello che a me disturba è che tutta questa situazione ha portato a una specie di rivolta della popolazione civile araba e con una reazione anche degli estremisti israeliani, per cui in tante città miste ci sono stati degli scontri, sono stati dei linciaggi che ci hanno fatto molto male, perché conosciamo benissimo come la popolazione araba e israeliana vivono a stretto contatto, collaborano e fanno delle cose bellissime insieme. Quindi spera che sia positivo il parlarne, insomma, lei spera che sia positivo. Io spero di sì, e in questi giorni le cose si stanno un po' calmando, per cui spero che si vada sempre di più verso una cosa, verso una calma generale. Elisabetta Boaretto, secondo lei, io vi chiedo scusa se vi interrompo maleducatamente, ma capitemi. Elisabetta, secondo lei sarà di aiuto? Sì, sarà di aiuto, e se questo viene accompagnato da un controllo anche sui fondi che vengono mandati, gli aiuti da tutti i paesi, sia quelli arabi sia della comunità europea, se i fondi che vengono mandati sono controllati dove vanno a finire, credo che ci sarà una ricostruzione, quindi nella ricostruzione si riuscirà sicuramente a migliorare la situazione, e speriamo che questa situazione, questa guerra finisca. Volevo solo dire una cosa, che se i missili di Hamas fossero caduti senza avere dalla nostra parte la difesa dell'Iron Dome, probabilmente avremmo anche noi più di 200 morti, se non migliaia e migliaia di morti. Perché eravate un po' riparati, sì, questo ci siamo dimenticati, ma è vero che questo, insomma, è vero che questo è il ragionamento, perché i morti sono perché uno ha una linea difensiva sicuramente superiore tecnologicamente rispetto all'altra. Voglio andare vi chiamate tutte e due Elisabetta Maresio Lotte, che è una psicoterapeuta, e ovviamente da lei, secondo lei come stanno vivendo sotto un profilo psicologico queste persone che vivono questa guerra, come la stanno vivendo secondo lei? Sono abituati, ne potranno subire dei danni ovviamente per tutta la loro vita, oppure sono talmente abituati che ormai passa come tutto normale? Guardi, intanto la ringrazio, come ringrazio tutti gli ospiti, di aver parlato di un argomento così delicato. Credo che le persone più adatte a rispondere a questo sono le persone che vivono all'interno di quelle situazioni. È ovvio che la guerra non è giusta e non fa bene a nessuno, quindi sicuramente c'è un profilo traumatico di panico e ansia che si trascina nel tempo e negli anni, quindi ci sono dei danni psicologici gravissimi. È anche altrettanto vero che questa sera abbiamo un'opportunità di parlare, è importantissimo. Quando parliamo di comunicazione non lo facciamo a caso, perché io cito il Dalai Lama, così insomma siamo super partes veramente, che diceva che laddove c'è l'ignoranza che fa da padrona non ci può essere la pace. Forse è il caso, viceversa, di ascoltare delle fonti veritiere, come abbiamo avuto direttamente da Gerusalemme, e capire che in realtà le persone sono forse molto pronte ad avere un'integrazione, una coabitazione, e capire anche attraverso quello che era l'analisi del professor Bolli delle situazioni geopolitiche molto complesse che potrebbero aiutare oppure non aiutare la pacificazione che è necessaria proprio per la popolazione che sta vivendo questa guerra terribilmente ingiusta ovunque noi la viviamo. Un'altra cosa importante, se mi consente di dire, che non aiuta la pacificazione, e comprendo e ringrazio l'intervento della professoressa Boaretto, è anche questa terribile conta dei morti. Cioè dire 1 a 20 o comunicare con questa modalità non rende veramente pace né all'uno né all'altra parte, in quanto forse dovremmo parlare di persone tutte accomunate da una guerra terribile che è scatenata da un terrorismo molto grave. Ma però purtroppo nella guerra... sofferenza del popolo, e viceversa molto spesso a livello comunicativo parliamo
come se fosse, mi perdoni, ma quasi una partita di calcio, quando in realtà stiamo parlando di persone che hanno un'enorme sofferenza. Come ha detto lei all'inizio, è un tema delicato, proprio perché Israele e Palestina non possono essere messi come due situazioni antitetiche. C'è indubbiamente, come è stato sottolineato da alcuni dei vostri ospiti, una situazione di grave terrorismo e, come è stato sottolineato da altri ospiti, una coabitazione pacifica importante che si stava costruendo e si sta ancora costruendo sotto diversi aspetti. Quindi tenderei a sottolineare soprattutto queste istanze che sono state portate in maniera autorevole, direi è anche molto importante, perché ci danno la prospettiva di un futuro migliore. Certo, io devo recuperare le pubblicità e vi chiedo scusa, però sono importanti queste pubblicità e noi ci andiamo, rimanete con noi a tra poco.